Il funerale secondo rito ortodosso inizierà lunedì mattina alle 10. La famiglia, gli amici si preparano a dare l'ultimo saluto a Stefan Cristoiu, il 29enne di origine romena che domenica scorsa non ha esitato un attimo a gettarsi nelle acque del Brenta a Campo San Martino per tentare di salvare la vita a Ramesh Ganegedara. I vortici e le correnti del fiume, che in quel punto viene chiamato la Morta, hanno risucchiato tutti e due, ripescati poi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo di Stefan partirà poco prima dall'ospedale di Campo San Piero, dove la camera ardente sarà aperta per chi vorrà dare l'ultimo saluto dalle 8 di lunedì fino alle 9:40. A celebrare le esequie secondo il rito ortodosso, padre Nequilai Postolacchi e padre Christian Manasturean, presenti in chiesa anche i compagni della Federazione Sportiva Braccio di Ferro, lo sport di cui Stefan era un campione, che ha annunciato che porterà il suo nome la Coppa Italia, competizione di valore internazionale. Il corpo di Stefan poi riposerà nel cimitero di Pieve di Curtarolo, dove il giovane, che avrebbe compiuto 30 anni il 23 luglio, aveva vissuto a lungo. A Curtarolo, nel giorno del funerale, sarà lutto cittadino. Stefan con la famiglia è arrivato a Curtarolo nel 2004, quindi è stato un nostro concittadino fino al 2017, oltre che chiaramente persona estremamente amata, stimata poi da tutti i nostri, da tutta la nostra comunità. A Villanova di Campo San Piero, il paese dove Stefan aveva da poco acquistato casa, si osserverà un minuto di silenzio. Nel frattempo continua la raccolta fondi per riportare nello Sri Lanka Ramesh Ganegedara. 23 anni, in Italia da soli 2 mesi. Per il rimpatrio della salma è necessaria una cifra ingente che la comunità si sta impegnando a raccogliere.